Tragedie dei migranti in mare, la mostra Le grida silenziose di Gico alla Palazzo Filippini e la visita del cardinale Francesco Montenegro accompagnato dal sindaco di Agrigento Calogero Firetto. Sì, ho visitato questa mostra, l'ho apprezzata. Sotto l'aspetto artistico ho poco da dire perché non sono un esperto d'arte, ma senz'altro devo dire che mi è piaciuta e mi ha in qualche modo attirato, affascinato, anche perché racconta una storia, delle storie che oggi, alle quali ci vediamo tutti interessati, anche se sono storie di sofferenza e purtroppo ci stanno dividendo tra noi. E la cosa più triste è vedere che manifestare il proprio pensiero ha come risposta l'insulto di chi non la pensa come te, quando invece ci sono i problemi che riguardano gli uomini, nonostante i pareri diversi dovremmo essere capaci di dialogare per trovare una soluzione. Ma non c'entra questo. Dico, guardando questi quadri rivivi quelle scene che siamo abituati a vederle alla televisione perché entrano a casa nostra. Qua le stiamo vedendo attraverso il cuore e le mani di una spettatrice che poi diventa protagonista. Si sente dentro questa storia e ti tira dentro questa storia. È storia che parla da sé, parla di morte, parla di mare, di un mare che è in tempesta. Però l'aspetto bello è che in diversi quadri ci sono i colori della speranza e credo che dobbiamo saper leggere così questa storia, fare più spazio a quei colori della speranza perché uomini che hanno voglia di vivere possano finalmente anche loro dire come diciamo noi: ecco, ci sono riuscito, mi sento uomo. Allora desidero dire grazie all'artista perché ci ha condotti per mano, ci ha fatti vedere anche col sistema multimediale l'accoppiare queste opere l'una all'altro e vedere come non è soltanto un disegno, ma diventa vita. E mentre dico grazie a lei, ecco, penso che davanti a questa realtà non possiamo chiudere gli occhi. Nessuno può dire questa storia non mi interessa, anche se non mi dovesse piacere, mi interessa perché mi interroga, perché dove c'è un uomo che soffre io non posso voltare le spalle. Ecco, sperando che l'artista alla prossima mostra vivacizzi i colori perché tanta tristezza, tanta morte e tanta pesantezza ha cambiato volto e quelli colori della speranza stanno vincendo sui colori della morte. La mostra Le grida silenziose, devo dire che ho avuto l'onore della presenza del cardinale, mi ha emozionato molto la presenza e anche le sue parole, perché sono riuscita col mio lavoro di diversi anni a trasmettere la tragedia proprio dell'umanità, di questi migranti che vengono qua da noi per trovare speranza, vita, buone opportunità, e invece purtroppo il nostro Mediterraneo è diventato un cimitero liquido. Le mie opere sono visualizzate anche in multimediale con mezzi come computer art, digital art, proprio per dare voce a queste grida silenziose che nella bidimensionalità dell'opera non si ascoltano, mentre con la computer art sono riuscita invece a dare voce alle mie opere e movimento, soprattutto vita. È una mostra che mi pare più che mai appropriata ai temi dell'attualità, non solo quella epocale che ci attraversa, dei flussi migratori che fanno parte dell'uomo, come il diritto alla vita, il diritto a bere, a mangiare, il diritto alla mobilità è un diritto connaturato nell'uomo. Forse molto spesso su questo non ci interroghiamo fino in fondo. E poi lo è anche per le vicende che stanno attraversando il nostro Paese.